Fiesta Loca Television. Salve a tutti telespettatori di Fiesta Loca Television, siamo qui in una nuova puntata dedicata interamente alla festa di San Nicola a Licignano. È stata un'esperienza davvero bellissima, ma vediamo le immagini da Licignano. Fiesta Loca Television. Nel cortile della nostra giovinezza giocavamo in mezzo ai sacchi di monnezza, un pallone, 4 tiri in una porta e una vecchia che alluccava sotto il ponte della vecchia ferrovia. Con un tiro sotto un treno andasti via. Ti ricordo con affetto mio pallone e ti voglio dedicare una canzone. Super Santos, Super Santos, una macchia di arancione in mezzo al blu, Super Santos, Super Santos, se si schiatta con un chiodo lui fa. Fiesta Loca Television. Qui a Licignano incontriamo Tony Tamaro. Ciao Tony, com'è andata la serata? Buonasera, credo molto bene. Oltretutto è un paese di giovani questo qua, almeno io sotto al palco ho visto tantissimi giovani e anche qualcuno più anziano che comunque dentro era giovane, mi è piaciuto assai. Ma ovviamente c'era qualche tamarro? Ah guarda, ce n'era uno solo sul palco con una camicia blu, era bruttissimo proprio. Era bruttissimo? Sì, era proprio. Allora Tony, qual è stata la canzone che più preferisce il pubblico? Beh, secondo me quando ho cantato il Tre Rote l'ho sentito proprio la botta, quella penso che è un classico. Che poi Casoria vicino a Casalnuovo. Tra l'altro mi sono anche commosso perché praticamente quello si è capotato da queste parti per Tre Rote. Quindi quando sei passato sull'asse mediano, hai visto l'uscita Casoria e ti sei commosso? Stava ancora il mio Tre Rote capotato, lasciato vada. Da quanti anni sta? No, saranno il Tre Rote del 98, è parecchio che si è capotato. Diciamo da Tamarradio, dai tempi di Tamarradio. Tamarradio era 99, l'anno dopo che si era capotato il Tre Rote. E Patrizia? Patrizia in realtà non esiste, me la sono inventata nella capa mia, però esistono un sacco di Patrizie, alle quali devo chiedere scusa per quello per il guaio che gli ho fatto. Ovviamente ogni volta che si sente parlare di Patrizia parte la tua canzone. Sì, ogni volta che uno dice piacere Patrizia, una volta c'era una guaglione che si chiamava Patrizia, ma era un vacco, perché si chiamava Patrizia e viveva pure a Bedovizia e tu mi hai rovinato la vita. Patrizia! Oh 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 Patrizia! Oh 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 Patrizia! Fiesta Loca Television. Fiesta Loca Television. Ringrazio il comitato festa nella persona di Salvatore Terracciano e nella persona di Don Rocco perché mi danno ogni anno la possibilità di partecipare a questa festa. Per me è un onore. Dunque amici, non mi resta altro che darvi appuntamento alla prossima puntata. Ciao Fiesta Loca! Fiesta Loca Television.